futuro affideremo la nostra vita ai robot? Beh, 2 sposi giapponesi lo hanno già fatto. Vediamo. 続きまして新郎に新婦のまとったベールをあげていただきましょう。 Sposati da un prete robot, beh Massimiliano non scherziamo, e tuttavia è certo che con i robot, con quelli che molto più correttamente definiamo intelligenza artificiale, siamo costretti a fare i conti, se non altro perché secondo gli esperti, secondo alcune stime, entro il 2020 nelle 15 maggiori economie mondiali la tecnologia taglierà 5 milioni di posti di lavoro e molte di queste professioni già oggi sono svolte dai robot. Bene, anzi male direi, Gabriella? Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti qui al tavolo di Siamo Noi, a partire dal collega di Repubblica Riccardo Staglianò, perché lui ha scritto un libro molto interessante dal titolo Al posto tuo, così web e robot ci stanno rubando il lavoro, edito da Einaudi, no? Staglianò. Allora, abbiamo visto il primo esempio. Un prete che sposa in Giappone 2 novelli, appunto marito e moglie. Non è un caso che parta dal Giappone, sono i più avanti? Sì, e poi una volta alla crisi delle vocazioni si rispondeva con i preti immigrati, no? Cioè, ci sono studi a questo proposito, e adesso siamo avanti anche da quel punto di vista lì, perché la tendenza è prima gli immigrati e poi trovare dei robot che non hanno neanche bisogno appunto del pagamento degli immigrati. Insomma, certo, sono avanti perché sono molto sospettosi nei confronti degli stranieri, quindi non hanno come noi le badanti immigrate, quindi esiste tutta una componente robotica per l'assistenza degli anziani molto forte. Sì, nel bene e nel male sono avanti. Ma è vero quella cifra di cui parlava anche Gabriella, i prossimi 6 anni sono a rischio 5 milioni di posti di lavoro, che sono tanti? Se non mi sbaglio questa è la cifra che è uscita a Davos nell'ultimo World Economic Forum, ma ce ne sono anche di peggiori, ci sono questi 2 ricercatori molto famosi, ormai molto citati, Frey e Osborne di Oxford, che nel 2013 hanno fatto questo studio che si chiama Il futuro del lavoro, concentrandosi sul mercato americano, analizzando 702 professioni, e il 47% di queste professioni è ad alto rischio di automazione, quindi da qui ai prossimi 20 anni, quindi dal 2033. Quindi Riccardo, prima che cominciamo ad agitarci, tra poco scopriremo, mi hai fatto vedere la pelle, tra poco scopriremo che anche noi siamo a rischio, Gabriella? Allora, prima che cominciamo però a preoccuparci troppo tutti quanti qua e anche da casa, e magari cominciamo anche a attrezzarci, a prepararci a questo futuro già vicino, ci dici un po', in base alle ricerche che hai fatto, no, per il tuo libro, tu letteralmente sei partito da Roma, dalla stazione, quali sono i mestieri che stanno già scomparendo e quelli che, ahimè, già scompariranno molto più velocemente degli altri? Beh, ce ne sono tanti già scomparsi. Se pensate che 20 anni fa negli Stati Uniti c'erano circa 4.000 librerie indipendenti, adesso ce ne sono 2.000, la metà. Chiaramente, diciamo, il principale indiziato è Amazon e tutti gli altri siti che vendono libri, di cui io stesso mi rifornisco. Diciamo, la cosa importante da capire è che io non punto il dito contro nessuno, siamo tutti parte del problema, siamo tutti parte di questa schizofrenia che ci fa amare tantissimo l'applicazione per fare i biglietti per il treno sul cellulare, e poi però ci chiediamo come mai gli sportelli alla stazione Termini sono passati in 2 anni da 24 a 16, cioè un terzo spariti a favore delle macchinette automatiche. Quindi lo sportellista è un altro di questi mestieri, ma gli agenti di viaggio non lo saranno se tutti usano. Volendo trovare un filo conduttore, che hanno in comune i mestieri che vanno via prima?
sostituiti dai robot? Quelli che sono più facilmente rutinizzabili, cioè che fanno dei compiti più rutinanti e quindi un'intermediazione semplice, non creativa. Cioè, è più difficile sostituire ovviamente un apporto creativo più forte di quello scarso, quindi bisogna studiare, inventarsi cose nuove. Però devo dire molto rapidamente che una professoressa che insegnava prima a Padova e adesso è visiting professor a Harvard, che si chiama Francesca Rossi, un'italiana molto brava, che è la capa, diciamo, di un consorzio di intelligenza artificiale, aveva fatto lo stesso giochino che tu mi chiedi adesso a me con un mio omologo americano una sera dopo cena, dicendo intorno qua quali saranno i mestieri che saranno sostituiti, e loro alla fine della serata, partendo dai camerieri, poi pensando ai receptionist, poi agli autisti, sono andati avanti tutta la serata dicendo la domanda giusta non è quali saranno sostituiti, ma quando saranno sostituiti, è una questione di tempo, diciamo. Allora immagino che qui le domande saranno tante, quindi siamo messi male. Stiamo messi male, vediamo però se possiamo resistere e come attrezzarcelo. Tra breve torniamo a approfondire questo argomento. Prima andiamo però dalla nostra Eugenia, che raccoglierà le vostre domande, le vostre riflessioni. Sì, che cosa ne pensate? Siete favorevoli allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e alla realizzazione di robot? Fatecelo sapere. Oppure magari siete stati voi in prima persona ad essere stati sostituiti da una macchina o da un computer. Avete paura che i robot diventino parte integrante della vostra vita? Fatecelo sapere, potete chiamarci all'822 88 96, troverete una segreteria telefonica, oppure potete scriverci a siamonoi@tv2000.it, potete mandarci un tweet @siamo noi tv2000, o se volete potete venirci a trovare sulla nostra bacheca di Facebook, basta cercare Siamo Noi. Allora Riccardo, ma nel tuo lavoro di ricerca giornalistica quali sono le applicazioni più curiose che hai usato e che hai incontrato nello svolgere appunto il lavoro, a proposito di intelligenza artificiale e robot? Ma ce ne sono di molte molto ordinarie, dal Roomba, quell'aspirapolvere, diciamo, che sostituisce il lavoro della signora delle pulizie che lavora a casa mia, a quelle più elaborate come il software che sostituisce il mio lavoro, cioè quello dei giornalisti, cioè quello che è in grado appunto di scrivere in automatico rapporti finanziari e telecronache di partite di baseball. Addirittura? Ah sì, Pure le telecronache? Sì, ma di nuovo, cioè praticamente appunto la domanda anche qui va vista dall'altra parte, cioè sono pochi i mestieri che si salvano da questo processo di automazione. Sulle partite di baseball significa anche partite di calcio un po', potrebbe essere non proprio ancora, perché le partite di baseball sono più piene di dati, diciamo, ci sono delle banche dati più ma le emozioni automatiche. riescono a trasmettere al computer? No, certo, voglio dire, sono cronache molto fredde, però per gli appassionati di baseball, che sono particolarmente fanatici, a cui interessa anche sapere se uno strike è stato fatto in quel modo in tutte le statistiche precedenti. Va bene così? Sì, perché il giornalista, diciamo, automatizzato è in grado di dirti, setacciando le banche dati, che 3 strike di fila di quel tipo sono state fatte soltanto un'altra volta nel 65, cosa che un cronista non necessariamente è in grado di ricordarsi. Mi pare che il calcio si possa salvare, mi pare di capire. È una prima certezza. Chissà che l'intelligenza artificiale non diventi anche emotivamente, insomma, si sviluppi anche come sentimenti. Allora, che nel futuro ci troveremo ad interagire con macchine, insomma, in grado di svolgere mansioni molto accurate, servizi di assistenza, di cura, è ormai quasi certo, anche perché quel futuro è già qui. Per esempio, sono una realtà d'oro, Coro e Oro, che sono 3 robot frutto di un progetto internazionale che è coordinato dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e a parlarcene è Raffaele Esposito, ben arrivato Esposito, che ha lavorato a questo progetto in qualità di assegnista di ricerca. Esposito, ma chi sono D'Oro, Oro e Coro? Oro, D'Oro e Coro sono 3 robot che aiutano la persona anziana a vivere il più a lungo possibile all'interno della propria abitazione. La peculiarità di questi 3 robot sono il fatto che operano in 3 ambienti diversi, quindi in un ambiente domestico, in un ambiente condominiale e anche in un ambiente esterno, quindi abbiamo una continuità di servizio volto ad aiutare l'anziano in quell'attività di vita quotidiana. Li stiamo vedendo. Ad esempio si può vedere tra qualche istante li vedremo. Eccoli. Noi li stiamo già vedendo, noi li un po' vediamo. anche i telespettatori.
Quindi collaborano questi robot l'uno con l'altro. collaborano tra di loro, come potete vedere ad esempio nel video. Il robot esterno e il robot condominiale sono in grado di allinearsi e scambiarsi pacchi, quindi può essere sia la spesa che la spazzatura, quindi poter portare dei beni sia dall'interno della casa verso l'esterno. Facci capire bene. Allora, sono tre. Sono tre. Allora, dici che cosa fa uno, l'altro? Allora, il robot domestico, quello per esempio questo invece è il robot esterno. Che si chiama? Oro, questo cioè è Oro. outdoor robot. Come potete vedere ha un vano portaoggetti reso automatizzato e quindi è in grado di poter trasportare oggetti come può essere la spesa o anche la spazzatura, quindi oggetti dall'interno verso l'esterno e viceversa. Questo è quello interno? Questo invece è il robot domestico, che è in grado ad esempio di aiutare la persona, in questo caso segnala una fuga di gas, perché i robot sono inseriti all'interno di un ambiente intelligente, quindi da una serie di sensori. È in grado anche però di ricordare eventi come ad esempio la medicina, ha un braccio robotico per poter prendere dei piccoli oggetti, come potete vedere nel video, infatti prende... Quindi anche precisissimo, può somministrare le medicine? No, diciamo lo può portare la persona, imposta l'orario e il tipo di medicina da prendere e il robot sa dove si trova all'interno dell'abitazione, la raggiunge e gli porta quindi la medicina, in questo caso anche l'acqua. Ne manca uno che è quello condominiale. Quello condominiale è il robot che ora vedete qui nelle immagini, è il robot che unisce l'interno, quindi l'appartamento dell'utente, con l'esterno. Fa il portiere. Esatto, fa il portiere, è un robot che si muove negli ambienti pure il mestiere condominiali. di portiere, diciamo. Esatto. Allora, nascono da X l'abbiamo messo. sì. Nascono da un progetto europeo che si chiama Robot Area e che ha una importantissima finalità, diciamolo. Perché è importante e soprattutto chi coinvolgerà questo progetto? Il progetto, la finalità era appunto quella di poter sviluppare, quindi testare la fattibilità tecnica, ma anche l'accettabilità e l'usabilità di servizi robotici integrati all'interno di ambienti intelligenti. E a chi è rivolta? È rivolta a tutta la popolazione anziana over 65, in modo tale da poterla mantenere all'interno delle proprie abitazioni il più a lungo possibile. Questi robot sono stati testati, sperimentati. Sono stati sperimentati da 150 persone. E noi una l'abbiamo, non potevamo averne 150 perché avremmo riempito lo studio. Una l'abbiamo portata qui con noi, è la signora Elida Salvadori, grazie per essere qui con noi. Allora, com'è andata? Ma direi bene, piuttosto interessante. All'inizio lascia un po' perplessi, però cioè, i robot effettivamente rispondono alle chiamate. Ora quello io li ho testati tutti. Sì, li ho fatti un po' tutti. Cioè, da quello oro esterno che accompagna anche per la spazzatura. Sì, però accompagna anche per la passeggiata, oppure a quello appunto interno che ho testato quello delle medicine, la bottiglia dell'acqua con il bicchiere, anche così solo per bere, oppure dal salotto ti accompagna fino alla cucina. Ma è difficile dare i comandi? No, i comandi sono vocali, quindi non sono assolutamente difficili. L'unica difficoltà che per il momento si può avere è il fatto della spesa, cioè io ho fatto anche il test, l'ordine della spesa sul tablet. Chiaramente lì occorre anche una generazione di anziani già abituata un pochino ad usare questi strumenti. Lei quale preferisce tra i tre? A quale si è affezionata? Io mi sono affezionata ad Oro. Quello domestico della casa. Quello domestico. È comodo l'oro. Sì, tra l'altro nel tempo si è snellito. All'inizio era un pochino più panciuto, quindi... Che vuol dire si è snellito? Sì, la messa base, a dieta? La base l'hanno messa a dieta. Cioè, il progetto è durato 4 anni. Ecco, quanto è durata la il progetto è durato 4 anni, a metà progetto c'è stata una prima sperimentazione che ha coinvolto 50 anziani italiani e 50 tra Italia e Svezia, sui 50 tra Italia e Svezia. Dai feedback, quindi dalle risposte che abbiamo avuto da questa sperimentazione, i robot sono cambiati sia esteticamente, come diceva la signora, snelliti, quindi più belliti,
più bellini, ma c'è stato anche un miglioramento tecnologico proprio per rendere più facile l'utilizzo del robot. Siamo passati da una modalità di interazione tramite il tablet oggetto, che forse non è proprio estremamente familiare per l'anziano, a comandi vocali. Quindi facilissimo, basta chiedere. per tutti, Esatto, basta chiamare. Basta chiamare. Il risultato della sperimentazione, insomma, siete pronti? Positivo. Da un punto di vista tecnico la tecnologia è matura. Quando si va sul mercato? Sul mercato ora si tratta di trovare investitori che facciano diventare questi robot da prototipi a prodotti. Ma costeranno parecchio? Questi, essendo prototipi, hanno un prezzo elevato, ma sicuramente andando in commercio i prezzi si abbassano. Una cosa importante che volevo dire è che i robot sono stati testati anche in un ambiente reale, quindi all'interno ad esempio di una casa di cura a Firenze con degli ospiti anziani, e soprattutto è stato testato dagli operatori che lavorano lì, quindi infermieri, fisioterapisti. E sono ritenuti affidabili, non fanno pasticci. Esatto, e la cosa buona è che nessuno di loro l'ha ritenuto un potenziale pericolo per il proprio posto di lavoro. Però qualche figura l'abbiamo cancellata. Staglianò, abbiamo cancellato i portieri, e a questo punto che ce ne facciamo? Le badanti, beh, possiamo farne a meno, visto che c'è, come si chiama, Doro, no? Doro. Quindi che ce ne facciamo delle badanti? E io però a questo punto cosa mi resta? Cioè mi resta un signore robot che risponde ai miei comandi. Ma parlare, ancora qui le emozioni, l'affetto, il dialogo, questo come lo sostituiamo? No, questo fortunatamente è insostituibile. Ora io ovviamente ho un enorme rispetto per queste innovazioni, penso che qualsiasi cosa che porta un sollievo a persone che hanno bisogno va sempre bene, e però, come dire, questo è il caso specifico altamente sofisticato del Sant'Anna, però su scala mondiale bisogna chiederci quale sarà l'effetto cumulativo di tutte queste sostituzioni, che appunto, cominciando a tagliare delle piccole cose di cui adesso non ci rendiamo conto, il risultato finale è quello dei due ricercatori di Oxford che citavo prima, appunto. 47% dei mestieri da qui a 20 anni a rischio di automazione. Un mondo di robot e di disoccupati. Quindi questo è il problema, diciamo, reale, è quello che cosa faranno queste persone che perderanno il lavoro, perché sul fatto che perderanno il lavoro nessuno dubita più. Cioè ci sono solo degli economisti che pensano, sono più ottimisti, che dicono le ritroveranno, e altri che dicono non le ritroveranno. Mi veniva in mente la scena di un famoso film di Fantozzi, che lui per trovare lavoro si trasformava a sua volta in robot, e mi sa che questa possa essere in qualche modo una soluzione. Andiamo a competere direttamente così. Signora Ellida, ma lei se lo comprerebbe adesso uno di questi, appena lo mettono sul mercato? Ma io lo potrei anche comprare, cioè non ho trovato nessuna difficoltà, anzi anche ci si può vedere indubbiamente non dico una compagnia, ma questo è il punto. Cioè, lei ha detto io Doro, quasi si è capito che insomma le ha conquistato il cuore. Ma senta, a livello di compagnia penso che sia complessa la cosa, perché non so, per esempio ci sono indubbiamente gli animali, no? Come cane e gatto, per una persona che rimane da sola in un appartamento sono quelli più emblematici, però ci sono anche persone che si tengono pure un canarino in gabbia che magari gli fa compagnia lo stesso, quindi è abbastanza soggettiva. L'ho accarezzato come fa con un cane o con un gatto? No, infatti gliel'ho detto, è soggettivo già come... E chissà poi come li perfezionano, ci saranno anche i robot animali tra un po'. No, magari uno può sentirsi tranquillo, nel senso, cioè, in tutto sommato non si sente solo, penso. Meglio che essere meglio che sente, dice la signora. Allora, Riccardo, sia in Italia che all'estero di fatto però i robot in campo medico si stanno affermando anche con delle applicazioni molto positive. Ci fai qualche esempio, insomma, tra quelli che ti hanno veramente colpito di più, di come vengono utilizzati in questo campo? Io so che tu sei stato in California, ne hai viste di cotte e di crude. Sono stato in una farmacia universitaria che utilizza appunto dei robot farmacisti che fanno il lavoro che prima facevano 6 farmacisti, lo fanno in 2 adesso, cioè come il lavoro è stato ridotto in maniera significativa e servono migliaia di persone ogni giorno. Questo in farmacia, poi anche nelle corsie degli ospedali. Sì, ci sono almeno al momento attuale 4 grandi ospedali americani che hanno adottato questo anestesista automatizzato, si chiama Sedasys, ha una caratteristica straordinaria, che prima fare quel tipo di anestesie con uno specialista in carne e ossa costava $2.000 ad anestesia,
e adesso il sistema americano, come sapete, è molto più caro del nostro, ha varie storture. L'hanno risolta facendo questo Sedasis per cui un'anestesia costa $200, quindi da $2.000 a $200 vuol dire un decimo. Entra e pratica la sedazione dei pazienti. È già lì, c'è solo bisogno di un infermiere che attacca le sondine, il resto fa tutto la macchina. Fa un po' impressione, adesso la corsa è che tutti i direttori sanitari d'America vorrebbero avere questa macchina, perché il risparmio è pazzesco, vi rendete conto? Costerà però un po' di impressione. Certo, infatti ci hanno messo molto ad adottarlo, perché c'erano molte preoccupazioni se qualcosa va storto. Adesso basta uno specialista su chiamata, se qualcosa va storto lui supervede, diciamo così, decine e decine di anestesie, se qualcosa va storto interviene, ma insomma stiamo parlando di un altro mondo in cui se una cosa costa un decimo di quello che costava prima, certo, non abbiate dubbi che quella cosa diventerà di gran lunga la più utilizzata, e ci sono vari altri esempi come il software che riconosce le radiografie. Le nostre cartelle cliniche? Sì, legge le radiografie e capisce e dà responso, e talvolta lo vede anche meglio degli umani, quindi come dire, anche lì non abbiamo niente in contrario sul fatto che il software ci aiuti, ma che il software sostituisca queste professioni ad alto reddito. Se io fossi un anestesista mi preoccuperei molto, tant'è che la situazione anche un radiologo a questo punto, tant'è che la situazione degli anestesisti americani sono scesi sul piede di guerra per quello che hanno potuto, ma poi quando gli hanno fatto l'obiezione, senti, tu costi 2.000, questo costa 200, cosa vogliamo fare? È finita la partita. Questo è il dato, diciamo. Allora, ci sono tante applicazioni. Noi andiamo in Italia, nell'ospedale riabilitativo di alta specializzazione, siamo a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, dove è a disposizione dei pazienti un esoscheletro bionico che fa impressione soltanto a nominarlo. Sarebbe un sistema robotizzato indossabile da pazienti che hanno subito lesioni del midollo, ictus o lesioni cerebrali. Vediamo un po'. Pronti? Via. Tutti e due? Dai, su. L'esoscheletro è un apparecchio che nasce alcuni anni fa. È stato inizialmente concepito nell'ambito delle apparecchiature militari. Serviva quindi per facilitare il trasporto di pesi da parte di soldati, utilizzando uno strumento che rinforzasse le capacità del corpo. L'utilizzo attuale dell'esoscheletro è per quelle persone che a causa di malattie neurologiche, in questo caso, quindi ictus o traumi cranici o traumi cerebrali, hanno perso la capacità di controllo del movimento, del tutto o in parte. Questo apparecchio consiste in una struttura molto leggera che viene indossata, si può indossare in pochi minuti, viene collegata ad una specie di computer che viene comandato dall'esterno e può attraverso questo computer regolare i movimenti degli arti inferiori e del tronco durante il cammino. Su. Allungati. Via. Giro. Ok, via. Diciamo, al momento non possiamo dire che questi apparecchi possono ridare l'uso delle gambe a coloro che hanno completamente perso la funzione, ma solo aiutare coloro che conservano più a destra. Ancora una certa funzione. Stammi un po' più a destra. Okay. Quello che possiamo fare è intanto settare alcuni parametri del passo, quindi la lunghezza del passo, l'altezza del passo, la velocità del passo, il tempo di oscillazione del passo, settare poi alcuni parametri che sono lo spostamento di carico, quanto deve essere spostato in avanti e in laterale il carico, dopodiché possiamo anche decidere quanto aiuto la macchina deve dare per poter eseguire il passo, che può essere il 100% dell'aiuto come lo 0%. E ovviamente c'è sempre la situazione della sicurezza in cui il macchinario rileva se il paziente non è in grado di eseguire il passo in maniera sicura, lo aiuta o gli impedisce di cadere. Per il futuro invece le prospettive sono quelle di poter utilizzare questi apparecchi in maniera stabile anche a domicilio per chi ha una perdita completa. Ma allora lì probabilmente si entra nel campo più specifico delle stimolazioni elettriche all'interno del sistema nervoso, cioè sono tecniche che abbinano questi scheletri a
dei dispositivi impiantati nel nostro corpo per dare gli stimoli giusti ai muscoli giusti. Pausa e via. Mi sembra di capire, Riccardo, vedendo anche questo bellissimo servizio, che in qualche modo la robotica al servizio della disabilità è forse uno degli sviluppi più interessanti, o no? Ma interessanti sono molti e di nuovo io non ho ovviamente niente in contrario a questi tipi di ausili robotici. Il tema del mio libro è più ampio dei robot, cioè il robot è una parte, cioè bisogna pensare all'altra parte meno come dire, facilmente visualizzabile, ma quella del software che sta dappertutto, dai nostri cellulari allo studio di questo programma, cioè è il software che dappertutto e sostituirà tutte le persone. I robot sono solo una parte di questa grande sostituzione che è in atto e che non dà nessun segno di rallentare, perché c'è un chiarissimo movente economico a farlo. Costi bassi. Costi bassi, all'inizio abbiamo diritti sindacali zero. Esattamente, siamo andati in Cina, diciamo, delocalizzando il lavoro, poi c'è stata una seconda fase in cui abbiamo importato immigrati perché costavano meno di noi, adesso la terza fase, che è la fase ideale per qualsiasi datore di lavoro che è ossessionato dai costi, è il robot che non ha buoni pasto, non si alza per fare pipì, non si ferma mai, non protesta. Quindi dal punto di vista, come dire, monomaniacale di un datore di lavoro che pensa solo a ridurre i costi, è il perfetto dipendente, mamma mia. Allora ringraziamo Raffaele Esposito e Elida Salvatori che sono stati con noi. Ci farà sapere, Sì, noi li seguiamo da presto, subito dopo la pubblicità continuiamo a parlare di robot, di quelli che sono già qui pronti a aiutarci e ahimè anche a rimpiazzarci nella vita quotidiana. Restate con noi, a tra pochissimo. Gabriella inizia una parte difficile, difficilissima. Conflitto di interessi. No, dopo questa parte c'è il rischio che il prossimo anno Siamo Noi sia condotto da due conduttori virtuali. Penso per la felicità dei nostri cari amici autori, che così sarebbero contentissimi. Più facilmente gestibili. Più facilmente gestibili di noi. E dico questo perché un esperimento e un'esperienza c'è già al telegiornale di Lucca TV. Vediamo un po' che cosa succede lì. C'è da ridere, C'è da ridere. Anna, raccontaci in cosa consisterà la tua presenza all'interno della nostra televisione. Certo. Io mi occuperò della lettura dei notiziari, tenendo il nostro pubblico aggiornato. Ma la vera novità sta nel fatto che i miei notiziari saranno rivolti a ciascuno di voi, e in special modo ai non vedenti e ai non udenti, in quanto quello che da me verrà detto scorrerà anche in video in forma scritta. Nella giornata di oggi, l'allenamento è stato diretto dall'ex allenatore Francesco Baldini, anche se, alle ore 17 di oggi, la società non aveva ancora emesso alcun comunicato ufficiale inerente il suo ritorno sulla panchina rossonera. Questa prima assoluta mondiale del TG Avatar finisce qui, un grazie per l'attenzione, e l'augurio di un buon proseguimento di serata, dalla vostra Anna. Però dopo aver visto questo servizio, quasi quasi, carina è. Che significa? No, nel senso che. No, ci sto ripensando, Però non hai sentito un ritmo un po', mancava qualcosa. Però ci rifletto stanotte. E io sono preoccupata perché allora voglio vedere l'avatar uomo. Non c'è. Mannaggia, lo state programmando. Mi dica Giuseppe Bini che lo state programmando. Ci stiamo lavorando. Perché allora quella conduttrice televisiva, per la verità c'è anche una poliziotta Lisa che fa le stesse cose per la Polizia di Stato. Allora, si chiama Anna. Quello che dice però non lo pensa lei, Massimiliano, perché glielo suggerisce il nostro Giuseppe, giornalista della Di Lucca TV, quindi un collega. Allora, Giuseppe, sei venuto a dirci che quella è la nostra fine, che adesso c'è un avatar con la faccia di Brad Pitt che dirà al telegiornale non dell'una. Non c'è ancora, io che insisti. No, io e Massimiliano verremo inevitabilmente sostituiti da una cosa simile? No, in realtà dietro Avatar c'è, in questo caso io, comunque in questo caso, come in tutti i casi, c'è un giornalista che la prepara, che redige le notizie, che fa l'approfondimento, che saresti tu. La scrive. In questo caso, nel caso di Anna, sono io in questa fase sperimentale, che abbiamo un po' un esperimento che abbiamo lanciato. Abbiamo utilizzato Anna prima come annunciatrice per affinare un po' anche la programmazione, potremmo dire, e adesso l'abbiamo lanciata dal 22 di febbraio come
lettrice dei notiziari, in poche parole sostituisce il giornalista solo nella parte della mera lettura del notiziario, però insomma, dietro solo, di lei c'è il giornalista. Tu mi devi spiegare a questo punto perché, cioè non bastavi tu, cioè, potevi leggere tu il TG della Sera, una collega, insomma, a chi è venuta questa idea? No, allora, noi abbiamo la motivazione, c'è uno esperimento, c'è tutto. Sì, c'è una forte volontà di innovare, di andare incontro al futuro, che proprio ci infonde quotidianamente il nostro editore Arnaldo Moriconi, che proprio prevede il futuro e si corre a perdifiato nel futuro, e quindi questa idea che poi però razionalizza il lavoro di tutta l'emittente e ottimizza il nostro lavoro di giornalisti, che una volta redatta la notizia, poi dopo possiamo dedicare quel tempo per altri approfondimenti. Altro. A te non manca però quella parte lì, per niente? Sei stato contentissimo di delegare tutto a Anna? Io sono un po' l'alter ego di Anna, quindi ho vissuto tutti i suoi primi passi, quindi mi sono mi sono innamorato di Anna, sì, sono affezionato. Ma, insomma, tecnicamente come funziona? Tu hai detto, io le fornisco tutto. Allora, come fa lei a leggere notizie? Poi per esempio deve lanciare dei servizi? Certo, chiaramente il lavoro della redazione c'è nelle esterne per reperire le interviste, per fare i servizi in esterna, le conferenze stampa, e poi c'è un lavoro giornalistico che in questa fase la sto facendo io, che è anche abbastanza difficoltoso, perché Anna, come forse avete potuto capire da questa breve clip, non ha la capacità di tenere l'attenzione dello spettatore a lungo. Sulla parlata dovete lavorare molto. Stiamo affinando anche questo aspetto, quindi lei deve dire notizie molto brevi, e quindi c'è uno sforzo di sintassi notevole per riuscire proprio a comprimere la notizia. Siete stati tutti d'accordo in redazione o c'è qualcuno che ha un po' storto il naso? Abbiamo affrontato questa novità con entusiasmo, devo dire. I più scettici piano piano si sono ricreduti. E il pubblico come è reagito? Sta andando bene il TG? Allora, il pubblico, che dice? C'è un grande riscontro per la curiosità che ha suscitato da quando è stata lanciata, quando è stata promossa. C'è una grande attenzione da parte del pubblico per questa novità. Poi il futuro ci dirà se sarà una scommessa vincente, se andrà avanti nel perdurare del tempo. E cerchiamo di capire il nostro futuro. Staglianò, Riccardo, ma anche sul mestiere di giornalista mettiamo una bella X? Parzialmente la sostituzione è già iniziata. Associated Press, che è la più grande agenzia di stampa del mondo, produce ogni settimana migliaia di lanci che sono stati fatti non con un giornalista che come suggerisce al software, ma con nessun giornalista coinvolto nella produzione delle notizie. Questo programma si chiama Automated Insights e viene utilizzato da mesi con grande successo per migliaia di rapporti di trimestrali, diciamo, l'andamento trimestrale delle azioni. Ma non solo questo, c'è un altro che è costruito da un'azienda che si chiama Narrative Science, adoperato fra gli altri dalla rivista Forbes, che fa lo stesso mestiere, ovvero rapporti trimestrali delle aziende, migliaia di aziende. Quindi prima c'erano dei giornalisti in carne e ossa, magari redattori alle prime armi, che facevano questo lavoro non entusiasmante, ovvero dire questo trimestre le azioni di Apple hanno acquistato il 3,5% di valore. Questo però riguarda soprattutto la parte del giornalista economico, mi pare di capire. Sì, no? Ma una parte importante del giornalismo. Non la sottovaluterei, perché era tutta gente che lavorava e che adesso non lavora più. No, non sottovaluto nulla, ma mi chiedevo se un robot, che ne so, sulla cronaca possa funzionare. Sullo sport sta funzionando, perché già sostituisce anche delle telecronache appunto di baseball, perché sono a maggiore intensità di dati. Sulla cronaca ancora no, e spero che non ci sostituirà per molto, perché io ci tengo molto a fare il mio mestiere. Però anche qui bisogna guardare l'insieme. Se fatto 100 l'insieme del giornalismo, se tu togli una percentuale che è difficile adesso quantificare, ma se anche soltanto fosse il 15% o il 20% del lavoro che viene automatizzato, vuol dire le vite di alcune persone che prima lavoravano e che adesso non lavorano più. Io cercavo il cavillo, anche la cronaca, anche lo sport. Allora, cerchiamo di andare oltre con il nostro nuovo ospite, perché qui la sfida è ad alto livello, ad alto percentuale di difficoltà, perché qui non servono più i comandi. Addirittura, se ne ho capito bene, sì, i robot, l'intelligenza artificiale riesce a capire e tradurre anche gli stati d'animo delle persone. Tra poco ce lo spiega Nicola Picone con il suo Momo. Picone è cofondatore di Morpheus, sì, e Momo è il progetto, no? Esatto. Di che si tratta?
Allora, Momo è un dispositivo della Smart Home. Al suo interno sono integrati una serie di sensori che riescono a monitorare costantemente gli abitanti all'interno della casa e riescono anche a gestire ulteriori dispositivi intelligenti, i cosiddetti IoT, che saranno presenti nel futuro nelle nostre case. Cioè, ci faccia capire bene, che cosa c'è di diverso da quello che abbiamo raccontato prima? Dai 3 robot che, come dire, danno le medicine a tempo, vanno a buttare la spazzatura, qui che cosa cambia? Allora, il nostro non è un dispositivo, non è un robot umanoide, ma sarà un dispositivo di design che sarà integrato all'interno della nostra abitazione. Quindi un apparecchio, diciamo. Esatto, sarà un oggetto di casa. Ma come fa a capire il mio stato d'animo? Allora, lo stato d'animo è possibile capirlo interpretando una serie di input che il dispositivo rileva, ad esempio la temperatura, il rilevamento del volto, oppure monitorando costantemente le proprie abitudini. Cioè, per esempio, se Massimiliano va a letto, si sdraia e non si rialza per 3 ore. Esatto. Chiama le pompe funebri, non lo so. No, io invece volevo chiedere un'altra cosa. Solleva un alert. Lavora così. Solleva un alert che a quel punto potrebbe contattare la persona più vicina, un vicino, un parente. Quindi se Momo sente freddo, sì, accende il riscaldamento. Assolutamente sì. Ma se io invece non sentivo freddo? No. Chiaramente Momo diciamo, gestisce la nostra abitazione secondo i nostri parametri, esatto, le nostre richieste. Fa tutto? Esatto. Noi non lo possiamo vedere perché state ancora depositando il brevetto, insomma avete paura che qualcuno ve lo possa rubare. E abbiamo capito come in qualche modo funziona. Io torno sempre a quel punto. Le emozioni, riesci a intercettarle o... Emozioni intese come appunto... se io sono triste, riesce... Con face recognition è possibile. Riusciamo a rilevare se un volto sorride oppure se è triste. E quindi che fa? Se pensa che io sono triste, viene e mi racconta una barzelletta? No, dipende che utilizzo diamo a Momo della nostra abitazione. Se Momo deve gestire in qualche maniera diciamo, l'entertainment, il sistema multimediale, se una persona è triste magari riusciamo... Ti mette la musica giusta, esatto. ti programma un film, capito Massimiliano? Tu saresti siamo felicissimo. già nel futuro, no, non credo, però non lo so, chissà, io sono curiosa. E Riccardo, qui il punto, no? Il punto dolente è quello, le emozioni. Un robot meraviglioso ce l'aveva regalato Spielberg, quel bambino che era un robot ma che provava sentimenti. Ci arriveremo, si può arrivare a questo, cioè l'intelligenza artificiale evolverà al punto da provare sentimenti. Da provare, dipende come lo programmi. Se tu hai una macchina puoi fare qualsiasi cosa, dipende appunto da come è programmato. A me mi fa impressione un altro punto, mi spiace insistere in maniera proprio così maniacale, cioè su quelle brutte emozioni che uno prova quando perde il lavoro, cioè perché di questo stiamo parlando. Il resto è una dimensione letteraria molto suggestiva e cinematografica altrettanto seducente, ovvero le emozioni, capire le emozioni. Cioè, esistono già dei software che si chiamano microespressioni che sono già adoperati in tutti gli aeroporti, esattamente, negli aeroporti americani. Questa, dopo l'11 settembre un professore che si chiama Paul Ekman ha studiato le microespressioni, ovvero le piccole impercettibili variazioni della bocca, e vengono utilizzate per individuare i potenziali terroristi. Quindi tutto questo esiste già, non bisogna aspettare degli anni. Tutto questo di cui stiamo parlando, le emozioni, il riconoscimento delle emozioni, esiste già. Però Riccardo, io vorrei capire questo, magari tappiamo le orecchie a Piccone, ma se noi questa roba qui non la compriamo, possiamo modificare il mercato e quindi evitare che tutto questo accada, oppure è inevitabile che accada? No, niente è inevitabile, cioè tutto dipende da quello che noi facciamo, ma soprattutto ci vorrebbe una politica leggermente più capace di guardare oltre il breve periodo e che si interroghi su come faremo in un mondo in cui appunto da qui al 2033, come abbiamo detto prima, il 47% dei mestieri è a rischio di automazione. Cosa vogliamo fare di queste persone che non hanno più lavoro? Qualcosa, mi auguro, altrimenti queste persone scenderanno in strada e faranno una rivoluzione. Quindi bisogna pensarci prima per evitare, come dire, queste persone... In attesa di vedere Massimiliano che distrugge le macchine come faceva nel 2033 tu sarai già in pensione, quindi non ti preoccupare. Come coi costi?
prevediamo che avrà un costo all'incirca di uno smartphone di alta fascia. Caspita, quindi qui costi abbordabili, non sono i 60.000 euro circa d'oro. Va bene, a proposito di paura, di emozioni, sì, anche a me. Allora, non possiamo non affrontare anche un'altra natura, diciamo, un altro tipo di pericoli, perché la comunità scientifica internazionale di recente ha lanciato un allarme in proposito, sottoscrivendo un appello indirizzato alle potenze mondiali perché si usi, un appello firmato tra l'altro da gente tipo il fisico Hawking, perché si vieti l'uso dei robot assassini. E tra i firmatari di questo appello c'è il professor Bruno Siciliano, docente di automatica all'Università degli Studi di Napoli Federico II, esperto di robotica, collegato con noi via Skype. Eccolo qui. Ben arrivato, professor Siciliano. Buonasera a tutti. Allora, professore, ci spiega intanto, perché insomma il termine suscita allarme qui dentro, che significa robot assassino? Che cosa si intende per robot assassino? Così capiamo anche l'appello che è stato lanciciato. Diciamo, per robot assassino si intende l'utilizzo di una tecnologia robotica a scopo offensivo, a scopo bellico. Sento un po' di innesco, non so se probabilmente... Adesso la sentiamo meglio. Ok, perfetto. Mi dispiace di questo collegamento in Skype, ma è di fortuna perché io sto presiedendo una seduta di laurea in corso di ingegneria dell'automazione, quindi mi sono assentato L'abbiamo sottratta alla tesi di No, laurea. va bene, no, infatti così. No, quindi dicevo, in buona sostanza, in effetti il robot, in quanto sistema automatico, si presta all'utilizzo perverso, mi lasciate dire, potenzialmente può diventare un'arma assassina, e quindi è tutto legato al concetto dell'autonomia. Così come io ho seguito l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 20 minuti della trasmissione, è tutto nato da una problematica scientifica che è quello della interazione tra robot e esseri umani e a che livello di autonomia noi pensiamo di fare arrivare queste macchine. Per cui in realtà noi come comunità scientifica di robotica ci siamo posti questo problema già da 10 anni, anzi devo dire che da robotico, da scienziato italiano, siamo stati i primi a livello europeo, a livello mondiale, a sensibilizzare la comunità scientifica su questo aspetto. Ecco, perché sì. Professore, è vero in proposito, proprio per far capire insomma, a chi ci segue quanto sia concreta dietro l'angolo questa prospettiva, perché a tutti viene in mente Terminator, il robot che insomma non prova emozioni, uccide, è programmato per farlo, cioè che addirittura il capo del comando diciamo, di addestramento militare statunitense nel luglio di 2 anni fa ha detto che all'incirca, torna sempre questo 2030, all'incirca entro il 2030 un quarto dei soldati sarà sostituito da robot e da droni da combattimento, cosa che veramente desta molti timori. Questo è possibile, però il problema è questi soldati robotici, questi droni faranno la guerra contro altri droni oppure contro diciamo, un esercito tradizionale? Cioè nel senso che è chiaro che qua ci sono ovviamente dei discorsi che riguardano diciamo, l'etica, no? Nel senso che da un lato ci potrebbe essere un approccio di tipo deontologico, nel senso che io dico in maniera categorica evito qualunque possibilità che una macchina possa uccidere un essere umano, però posso anche pensare a un'etica, diciamo, a un'impostazione che diciamo, nel campo tecnico viene detta etica delle conseguenze, nel senso che se un domani ci sarà una guerra totalmente elettronica, cioè macchine contro macchine, a questo punto si possono paradossalmente anche salvare delle vite umane. Quindi diciamo, la comunità scientifica deve confrontarsi sul fatto, è chiaro che se c'è uno scenario unfair per cui ci sono delle macchine che possono uccidere, che possono essere pericolose in maniera indiscriminata contro degli esseri umani, questo è da mettere al bando. E quindi è chiaro che a questo livello noi non siamo ancora in una condizione da poter garantire condizioni di sicurezza a un'arma autonoma. Faccio un esempio. Tra le due Coree, tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, c'è la zona demilitarizzata. Bene, ci sono delle torrette, delle sentinelle dalla parte del sud che cercano di intercettare quelli che sono eventuali incursori del territorio nemico. Però, diciamo, la sentinella potrebbe correre il rischio, paradossalmente,
di ammazzare anche un profugo, qualcuno che va a scappare il concetto è chiaro. Questo secondo me è un tema delicato e importante, perché c'è di mezzo, come lei sottolineava, la coscienza critica ed etica. Un soldato in carne e ossa, se spara, può anche decidere di non uccidere. Un robot uccide, punto e basta, Riccardo. Allora, su questo come la mettiamo? Dipende come lo programmi. Io le macchine di cui parla il professore le ho viste. I Talon in Nevada li ho visti all'opera. Cioè, queste macchine non è che sono macchine che stanno per arrivare, sono macchine che esistono già. I droni, tristemente noti, esistono già e ammazzano non solo diciamo, gli eserciti nemici, ma anche tanti civili come danno collaterale. Come dire, anche qui io ci tengo a dire che non stiamo parlando di un futuro che verrà nel 2030. Nel 2030 è la previsione che tu hai correttamente citato di una sostituzione di massa. Esistono già. Però sulla coscienza etica? Dipende, se tu gli metti un codice che gli impedisce di sparare in presenza di certe istruzioni, quello non spara, altrimenti spara. Dal punto di vista diciamo cinico di un governo, una macchina come il Talon, una macchinetta così che ha un cingolato che spara fino a migliaia di colpi al minuto, è una macchina formidabile, più spara più ammazza. L'unica soluzione, professor Siciliano, è una moratoria internazionale? Sì, al momento sì, non ci sono altre scelte. D'altra parte questo riguarda anche un problema etico e deontologico di comunità scientifica, perché chiaramente noi in Europa, nel momento in cui facciamo delle proposte di progetti di ricerca, parlo dei fondi della comunità europea, siamo chiamati a firmare un modulo specifico che tutto ciò che facciamo è eticamente corretto. Non è altrettanto per la ricerca finanziata negli Stati Uniti, perché probabilmente sarà stato anche già detto questo fatto, ma si è fatto grosso clamore in campo mediatico su quella che è la Robotic Challenge organizzata da DARPA. DARPA è l'agenzia scientifica del DoD, Department of Defense, cioè l'esoscheletro che è passato nel video prima, infatti è stato detto, è nato fondamentalmente a Berkeley come zaino intelligente di supporto per i soldati impegnati nelle campagne militari. Il consiglio professore ci sembra chiaro ed è arrivato qui chiaro e forte come messaggio. Sospendiamo un attimo il tutto e riflettiamo su alcuni aspetti che ancora sono aspetti da definire in qualche modo. Il futuro è già qui e attrezziamoci per gestirlo. Su questo credo che possiamo terminare questa interessante trasmissione dedicata appunto all'intelligenza artificiale. Grazie professor Siciliano, grazie ai nostri ospiti qui al tavolo di Siamo Noi. Noi oggi chiudiamo in anticipo per dare spazio al diario di Papa Francesco, che introdurrà la diretta di TV2000 per seguire la prolusione con la quale il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aprirà la sessione primaverile del Consiglio permanente della CEI, che si svolge da oggi a Genova. Noi però, attenzione, torniamo puntuali domani, come sempre, alle 15:20, qui dagli studi di Siamo Noi. A domani. Grazie, molto interessante.